Elio Di Bella, oggi la presentazione di questo tuo nuovo scritto, Agrigento, Memorie storiche, dal 1879 al 1989, un libro che vede anche la tua presentazione con Paolo Licata dell'UNESCO e con Rino Amendola, presidente dell'Ordine degli Architetti. Sì, con questo testo intendo avviare una serie di pubblicazioni che vengono subito dopo le memorie storiche agrigentine di Giuseppe Picone, nel senso che Picone si è fermato al 1878. Io adesso ho pubblicato questo primo volume che racconta la storia della nostra città dal 1879 al 1889, altri ne seguiranno. Il decennio che presento in questo libro è di grande importanza storica per la nostra città, perché è il decennio del grande scontro tra le forze conservatrici e quelle progressiste, che vedono poi alla fine, nel 1888, l'affermazione del partito progressista, dopo 20 anni che la città era dominata dalla cosiddetta Camerilla, un gruppo di notabili molto conservatori e molto legati al precedente regime borbonico e alla Chiesa locale. È un decennio importante anche dal punto di vista della solidarietà sociale, perché nascono molte opere di carattere sociale, addirittura delle cucine economiche per esempio, e poi ci sono associazioni che si dedicano al riscatto del mondo dei contadini e di quello degli zolfatari. Quindi un periodo di grande interesse che vorrei fosse meglio conosciuto dagli agrigentini. Presidente, oggi lei è qui ad accompagnare la presentazione del libro di Elio Di Bella, un testo storico importante, il suo punto di vista? Sì, siamo sempre pronti a supportare, a sostenere e patrocinare iniziative come quella di oggi, portate avanti con merito dall'UNESCO, dal Presidente Paolo Licata, specie quando si presenta un libro così importante come quello di Elio Di Bella, che ringrazio non solo da Presidente dell'Ordine ma anche da cittadino, perché con i suoi libri, eccellenti libri di storia su Agrigento, contribuisce notevolmente a consolidare le radici culturali e l'identità della nostra comunità. Nella fattispecie il libro che si presenta oggi è molto interessante perché, partendo dai documenti che vengono raccolti da Picone e Bonfiglio nella metà dell'Ottocento, poi ci proietta ai giorni nostri, quindi è una sorta di ponte culturale. E devo dire che molti temi, sorprendentemente molti temi che venivano dibattuti nella seconda metà dell'Ottocento sono ancora attuali, come per esempio il tema delle infrastrutture. Anche all'epoca c'era un confronto politico serrato su questi temi e devo dire che dopo 150 anni non è che le cose sono cambiate, il tema è ancora di grande attualità, la nostra terra è ancora subisce questo gap infrastrutturale che non ci consente di valorizzare le nostre risorse culturali. L'Ordine, per quello che può sta cercando di pungolare i politici affinché si destino un po' e che facciano qualcosa di concreto per dotare la nostra terra delle infrastrutture che mancano, proprio a partire dall'aeroporto di cui si parla da tempo, da troppi anni, ma ancora non si è concretizzato nulla. In questi giorni c'è la notizia che il Libero Consorzio ha deliberato le somme per aggiornare lo studio di fattibilità. Speriamo che sia il primo passo di una tabella di marcia che ci possa portare da qui a pochi anni all'aeroporto. Paolo Licata, rappresentante dell'UNESCO, anche lei ha deciso di supportare questa presentazione del libro. Ecco, perché è importante questo testo? Il Club per l'UNESCO di Agrigento ha pensato di presentare questo libro nella forma di intervista perché è un'incursione molto interessante su un decennio strategico per la città di Agrigento tra il 79 e l'89 dell'Ottocento. Sono anni nei quali si realizzano tantissime opere pubbliche, il volto della città comincia a cambiare e si realizzano tante reti ferroviarie nel territorio siciliano, in particolare quella di Agrigento. Quindi un momento di esempio per la città da questo punto di vista. È un'incursione anche questa di Elio Di Bella attraverso questo libro sugli aspetti che sono culturali, politici, economici e sociali della città di Agrigento. Quindi è una finestra sull'Ottocento e su un periodo particolarmente importante.